Le ragioni del fermo che Confesato Trasporti, che ha aderito al coordinamento di Unatras, sono il silenzio assoluto del governo sul caro carburanti. Hanno emesso dei decreti che sono inutili, inutilizzabili e hanno solo danneggiato la categoria. L'attacco più che diretto e dirompente e segna forse il momento più teso nei rapporti tra associazioni imprenditoriali e governo, con le categorie dell'autotrasporto che iniziano ufficialmente il conto alla rovescia, o arrivano sostegni concreti o si blocca tutto, compreso il Veneto, dove il comparto conta oltre 5.000 ditte. Lunedì verrà depositato il fermo, che sarà intorno al 20 maggio seguendo l'autoregolamentazione, sperando che le aziende non si fermino prima per mancanza di liquidità. Una corsa contro il tempo con la guerra in Iran che ha innescato una spirale pericolosa, e certo non bastano i timidi spirali di pace di queste ore. Il tema è quello della liquidità immediata, dice la CGA di Mestre. Il vero nemico dell'autotrasporto non è soltanto il caro gasolio in sé, quanto lo sfasamento temporale tra pagamenti e incassi. Mentre il pieno di carburante va saldato immediatamente alla pompa o comunque entro scadenze settimanali o quindicinali, le fatture per i servizi resi vengono invece liquidate a 60, 90 o addirittura 120 giorni. Si devono quindi anticipare cifre enormi, e questo su bilanci vincolati. Paolo Marcon, presidente della Confartigianato Trasporti di Treviso, sta presto a fare i conti qui tra i camion della sua azienda a Ponte di Piave. Il carburante fa parte del 30% dei nostri costi, perciò con gli aumenti recenti del 25% vuol dire che sulle nostre tariffe siamo intorno all'8-9% di puro aumento. Troppo importante per sopportarlo direttamente con le nostre aziende. Aziende che quindi rischiano di finire presto in rosso. Solo nella Marca sono 1.500, 13.000 circa gli addetti, spina dorsale dell'intera filiera economica. 2 le mosse urgenti. La cosa immediata che ci serve da domani mattina è che ci ritornino i 200 euro ogni 1.000 litri di accise che avevamo già prima della crisi, che purtroppo ci sono state tolte con decreto del governo qualche settimana fa. Poi ci serve la liquidità per le nostre aziende, perché purtroppo con questi aumenti di costi siamo in difficoltà finanziaria. Potrebbe venire con la sospensione dei pagamenti, i contributi e quant'altro. Parlano di stanziamenti, ma sono tutte cose abbastanza volatili, al momento non abbiamo niente sul tavolo. Qui rischia di fermarsi l'Italia, qui rischia di fermarsi chiaramente anche la Marca Trevigiana. Su ruota gira l'84% delle merci non solo di Treviso ma a livello nazionale, perciò capiamo quanto importanti siamo. Non vogliamo pesare, ripeto, la nostra non è una ritorsione, non è cattiveria verso il consumatore finale, ma è questione di sopravvivenza. Fermare i camion vuol dire fermare l'economia nazionale.